Partiranno mercoledì dall'obitorio di San Donà di Piave per l'ultimo viaggio che le riporterà a Riccione, dove verranno celebrati i funerali. Le 7 vittime del terribile schianto in A4 sono di nuovo insieme. Dopo le operazioni per la donazione degli organi, anche la salma di Romina Bannini è stata portata a San Donà. Anche il funerale sarà insieme, un unico grande abbraccio che l'intera comunità di Riccione vuole dare all'ex sindaco Massimo Pironi, a Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Luigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Un ultimo saluto al quale sarà presente anche l'amministrazione comunale di San Donà, dopo che il sindaco sabato ha incontrato i familiari e la prima cittadina di Riccione. Siamo rimasti d'accordo che, insomma, io vorrei partecipare a nome della città alle esequie e attendo di sapere quali saranno i dettagli. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità sandonatese e veneta per la gravità dell'incidente ed anche per la storia di questo gruppo di persone. Che racconta, avendo avuto la possibilità di parlare con i familiari, di una storia bellissima, di quelle che ci piacerebbe, conoscere più spesso, e cioè di un tentativo riuscito di autonomia e indipendenza di persone con, disabilità, di un ex sindaco che aveva deciso di non continuare più la propria esperienza in amministrazione, ma di dedicarsi ad attività di volontariato, e di una operatrice che aveva dedicato la sua vita al di là, degli orari di lavoro, ma proprio, con grande intensità e generosità. Il dramma di Romina Bannini ha segnato anche i sanitari del Cafoncello che fino all'ultimo hanno sperato, nonostante la gravità delle lesioni riportate nello schianto, che almeno lei potesse salvarsi. Purtroppo così non è stato. C'è una grande tristezza nel cuore da parte degli operatori, perché effettivamente non è facile gestire poi il decesso di una persona che ha avuto questo tipo di situazione. Io devo veramente ringraziare lei, che mi sente dal cielo, e i familiari, perché hanno fatto un ultimo gesto d'amore importantissimo, che è quello della donazione degli organi. Quindi proprio un significato importante che fa capire quanto amore può aver avuto questa persona per i ragazzi disabili che seguiva e anche per gli altri.